Sono venuto a casa da Francia, poi sono andato a cercare lavoro, cercarmi un posto a Marghera e difatti ho trovato un locale che me l'ha fatto trovare, poverino come si chiamava, che poi gli hanno corso dietro con quell'aeroplano, l'hanno preso sotto un tubo grande che si era rifugiata, no, gli americani sono dei selvaggi, sono dei cacciatori di pelli rosse, non parlatemi americani, non parlavano neppure. Hanno bombardato Marghera, hanno bombardato 2, 3, 4, 5 volte. Io abitavo in piazza Mesa a Capo, in un bombardamento li hanno ammassati tutti. Beh, lei no? No, io e i miei figli no, fortuna che mia moglie era a casa, era appena partita da 2 ore che uno qua, un certo Orlando l'aveva portata a casa. Hanno fatto un gran bombardamento. Nel rifugio in piazza Mesa Capo dove ero io, a Marghera, ne hanno ucciso 132. Io, i miei 2 figli, 2 sorelle e poi un'altra donna che suo figlio era rimasto proprio attaccato a noi perché il rifugio è stato colpito in pieno. Prima si è aperto così e poi si è richiuso, prima ha fatto così, poi lo sbalzo del terreno dato grande scoppio si è ripreso, ma non si è ripreso giusto, si è ripreso così, schiacciandoli tutti, chi con le gambe fuori e chi con la testa fuori. Non si è salvato nessuno? Nessuno, noi ci siamo salvati in 7, ma dopo 8 giorni sono andato in un altro rifugio. Qualcuno passa che mi conosceva e mi ha detto guarda gli altri che hanno colpito il tuo laboratorio, è tutto fuori. Pensarci, non si parla più se bombardano o se non bombardano, si corre verso questo piccolo capitale che si è fatto, che ha necessità per vivere, ma passando davanti la farmacia in via Rissardi, che io il laboratorio era in via Rissardi, passando davanti alla farmacia, correndo evidentemente perché bombardavano, ho sentito un lamento, sono ritornato indietro, ho pestato, ho camminato finalmente e ho individuato il punto dove c'era la creatura sotto. E quando l'ho individuato ho cercato di tirare fuori, tirare via, vedere, ma aveva un mucchio di travetti sopra e fra tanti travetti c'era la testa col sangue fuori, era bionda. Ho provato a tirare un travetto, non viene, ho provato a tirare l'altro, non viene. Continuavano a bombardare. È venuto giù dalla via di via Rissardi un caporale maggiore della Croce del Rosso, ho detto vieni, e bombardavano un po' più avanti verso la stazione. Allora è venuto anche lui e si è messo a tirare un travetto, ma il travetto non veniva. Poi è venuto giù di corsa, sempre dalla via Rissardi, un pezzo di prettone, di frattone, giovane, vero, fresco, una croce qua enorme. E ho detto vieni qui c'è qualcuno che è venuto anche lui. Siamo messi in 3 per tirare, si faceva pressione sul corpo della creatura che era sotto perché la testa non indicava se il corpo era di qua o di qua, era tutto calcinacci, tutta sotto e ha fatto un lamento da morire. Questo qui ha preso la croce per benedirla, perché io ho detto guarda o tiri o ti ammazzo con un pugno. Ho detto così e dopo me l'ha rimproverato dopo 10 giorni che l'ho incontrato con padre Egidio, che mi volevano anche bene, anche se io non sono cattolico. Lui ha tirato poveraccio, ma una scarica di bombe ci ha gettati tutti con le gambe in aria. Ma quando mi sono sollevato, nel tempo che è nato via la fuligine e il fumo, chi aveva le gambe buone è scappato. E io mi sono trovato là, con la creatura che era quasi scoperta, ci mancava poco. Abbiamo tirato noi, c'è stato il movimento del terreno eccetera e io mi sono inginocchiato e piano piano venivo fuori. Era pesatina perché venivo a prendere, dopo l'ho conosciuta, veniva a prendere i truccioli dove lavoravo io, aveva 17 anni, belle cose, un bel ragazzo. Me la sono caricata addosso, piano piano me la sono portata a casa che non stava neanche su, o mi andava giù troppo di dietro o andava giù troppo davanti. Era troppo ammolazione, non tenivo più niente. In un rifugio dove c'erano i dirigenti dell'Ilva
mi guardavano dalla porta passare per andare a casa mia, ma nessuno è uscito a darmi una mano. Me la sono portata a casa, nel corridoio basso c'era un materasso, perché quella volta si faceva così, si metteva un materasso per terra per dormire un po' la notte, e poi quando suonava l'allarme scappare, non c'era mica tanto da ridere. E poi sono andato fuori, cercato soccorso, è passato una balilla, quella là col cofano di dietro, mi sono messo in mezzo all'ottavo, ho detto, c'è una creatura lì, portala via. L'hanno caricata e l'hanno portata via. Finito i bombardamenti eccetera eccetera, le sue sorelline che abitavano davanti al mio laboratorio, di là della via Rissardi, verso i condomini delle case operaie, là. E io li conoscevo perché mia mamma veniva a prendere i truccioli per fare fuoco. E allora mi hanno detto, avete visto mia sorella? Ho detto, guarda che tua sorella l'ho fatta caricare io, sarà in qualche ospedale, perché quando era per terra sul materasso, io ho cercato dell'acqua ma non ce n'era, i rubinetti erano rotti, c'era acqua calda sul forno, la cucina economica. Allora ho pulito un po' la bocca e dopo 3 mesi ho trovato in via Cappuccina Mestre sua mamma, mi ha detto vi abbiamo cercato disastri. Sua figlia dopo 3 mesi di ospedale l'avevano arrangiata un po', insomma salvata, mi ha detto abbiamo un pezzo di terreno, abbiamo detto quando troviamo disastri glielo diamo sicuro, io non voglio niente. Come si chiamava questa ragazza? Carraro. Di nome? Mi domanda troppo. La famiglia Carraro, ho cercato anch'io dopo, pare che siano andati a abitare verso i 4 cantoni di Mestre. Vorrei incontrarla, pagherei una somma enorme, perché doveva avere 17 anni, era nel 43, dunque ora 60 e tanti anni. Ma questa volta della ragazza cos'era, in inverno, in aprile? No, era in marzo, pare che era in marzo. Ma mi sembra che ci sia stato un bombardamento lo stesso giorno che a Treviso, il 7 aprile 44, può essere? Quel giorno là mi hanno rovesciato la bottega, il giorno stesso che io ho salvato quella persona là, poi hanno bombardato Treviso, che hanno ucciso 2000 persone, anche se poi hanno detto che erano meno, eccetera. La guerra hanno uccisi molti, perché hanno trovato più insediamenti operai, più facile a bombardarli, poi hanno dato la colpa che hanno bombardato lì perché c'era il camion della benzina di tedeschi, i camionieri, le autocisterne messe sotto un viale, da sotto i platani. Ma le industrie di Marghera sono state colpite? No, neanche una. Una bomba davanti là, fuori delle mura. No, che non vengono a raccontarmi delle balle, si sono conservati le industrie loro. Non hanno colpito la ricchezza italiana, perché ci serve anche a noi domani se occorre. Comunque hanno colpito sempre gli operai, sempre la classe operaia, perché da partire dalla Ronzinella lassù, venendo avanti, hanno pulito tutto quanto hanno pulito. Avevo un amico che era falegname che lavorava, non so se a Liva o dove, che veniva da volte a darmi una mano a lavorare. Tutto il suo quartiere, che è il quartiere operaio, l'hanno nettato puliti tutti. Ma gli americani la ferrovia volevano colpire? Sì, ero vicino alla ferrovia, ma non era vicino, c'era il viale che era molto grande perché aveva forse un 30 metri di larghezza, poi c'era ancora del terreno vuoto che era sbarato da ringhiere fatte con legno, e poi c'era i condomini di operai, poi c'erano le ferrovie dietro queste case operaie, ma non era tanto il caso, batterie non ce n'era e sparavano, qualcuno faceva finta, e quelli che avevano i bidoni di olio, i fumogeni che li accendevano per fare fumo, fa mica la guerra col fumo. Non avevano munizioni, dici? Ma no, potevano abbassarsi a 20 metri, non sparavano mica. Ma lei li ha visti? Lei li ha visti? Sì, li ho visti. Queste batterie che accendevano il fumo? Sì, li ho visti. Ce n'era uno davanti il viale, qui vicino a casa mia, e uno vicino al laboratorio, il viale dei Scialli.